Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, ce l'abbiamo fermati la settimana scorsa per la contemporaneità della partita del Catania con la Turris. Ritorniamo questa settimana per parlare ovviamente della sfida che attende i rossazzurri allo Scida di Crotone. Vi diciamo che non ci saranno i tifosi del Catania, o almeno i residenti della provincia di Catania, notizia di questa mattina, ma chiaramente approfondiremo tutti i temi tattici, andando a parlare poi anche degli impegni del Messina e del Trapani. Lo farò ovviamente con i miei ospiti in studio, a partire dalla mia sinistra, Lucio Tosto. Ciao Lucio. Ciao Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben trovato. È un piacere ritrovare anche con noi Concetto Mannisi, amico giornalista della Sicilia del Corriere dello Sport. Piacere mio, buonasera. Ciao Concetto, ed è un piacere ritrovare come sempre Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buonasera Marco, buonasera con a tutti. Con te tutti i contenuti tattici che ci attendono per la partita dello Scida, mentre invece all'altra parte dello studio vedo di verde vestita, verde speranza, un po' all'Italia, diciamo sì, così. Perché la speranza, Marco, è l'ultima a morire sempre. E questo è giusto. Ciao Anna, buon pomeriggio a te. Buonasera Marco e buonasera ai nostri telespettatori. Io vi ricordo che durante la trasmissione ci sarà spazio per leggere i vostri messaggi, quindi scriveteci al 342 77 12 855. Io ritornerò subito da te, Anna, per fare un po' il punto della situazione del programma della prossima giornata di Serie C. Vi do contezza della notizia con cui abbiamo aperto: divieto di vendita ai residenti della provincia di Catania per la partita dello Scida. La motivazione risiede negli incidenti tra tifosi catanesi e cavesi, incidenti avvenuti, lo saprete tutti ormai, dopo la partita contro la Turris. Torno da Anna per fare il punto, il programma e la classifica. La 14ª giornata di campionato inizia domani alle 15 con due partite: Casertana Monopoli e Trapani Cavese. Alle 17:30 Latina Sorrento e Picerno Benevento. Alle 12:30 domenica 10 novembre Potenza Avellino. Alle 15 Foggia Juventus Next Gen. Alle 17:30 Messina Giuliano e alle 19:30 Crotone Catania. Si chiude la 14ª giornata di campionato lunedì 11 novembre alle 20:30 con Taranto Cerignola e Turris Altamura. Passiamo subito alla classifica. In testa alla classifica con 29 punti Benevento, segue Cerignola 25, Monopoli Giuliano 23 punti, Avellino 22, Potenza 21, Catania Sorrento 20, Trapani Picerno 18, Cavese 17, Crotone 16, Altamura 15, Casertana Turris 13 punti, Latina 11, Foggia Messina 10, Juventus Next Gen 7 e chiude la classifica Taranto con 6 punti. Grazie Anna, ritorno da te fra poco per i messaggi che arriveranno sicuramente ai nostri telespettatori. Intanto chiedo ai miei ospiti in studio, parto da Concetto. Era un momento del campionato in cui sembrava possibile per il Catania prendere il volo, invece c'è stata una frenata abbastanza brusca anche. Quantomeno sembrava che potesse restare in scia al Benevento. Sì. La speranza era quella di accorciare quanto più è possibile dalla capolista o comunque dalle dirette inseguitrici. Adesso il Catania si trova in una posizione di classifica probabilmente non preventivata da nessuno di noi, prima che accadesse tutto quello che è accaduto, anche in termini di infortuni, e dovremmo sperare in una serie di exploit che in questo momento non sono esattamente ipotizzabili alla luce di quello che abbiamo visto nelle ultime partite. Ma la speranza, come dicevate prima, a proposito del vestito verde, è l'ultima a morire. A proposito del verde è l'ultima a morire. Paradossalmente, Lucio, è un Catania che con le squadre che magari sembrano un po' meno dotate, la classifica parla così, ha più difficoltà, soprattutto in questo momento, con le squadre che si chiudono. L'abbiamo visto, è vero che col Messina ha creato, è vero che con la Turris insomma poi tutto è stato condizionato dall'espulsione di Guglielmotti, però è una squadra che ha veramente tanta difficoltà a segnare. Faremo anche un focus sotto questo punto di vista. Sì, guardavo proprio questo quando è andata in onda la classifica, che il Catania
ha battuto le prime in classifica e è andato a pareggiare con tutte le squadre e perdere anche con tutte le squadre che si trovano nei play-out in questo momento. Però il momento quando il Catania ha vinto le partite, diciamo, col Benevento e l'altro, ora non mi ricordo, il Catania era a pieno organico. Sì. Le difficoltà le ha trovate dal momento in cui, come diceva Concetto Mannisi, ha perso dei pezzi importanti. È inutile che ci nascondiamo, tu puoi regalare un centrocampista, ne puoi regalare due, ma quando regali i due titolari più l'alternativa, quella là, la prima alternativa, allora non paghi solo in termini di costruzione, ma paghi anche in termini difensivi, perché Catania, da che aveva una difesa diciamo granitica, è diventata una difesa perforabile e quindi ne risente non solo il reparto offensivo ma anche quello difensivo. Niente, la speranza è che si possano recuperare prima possibile. A ridaglie con la speranza, insomma, in questo momento ormai abbiamo fatto un motto della trasmissione. In una situazione del genere dove magari non era preventivata questa zona della classifica, devi sperare soltanto che recuperi quanto più, ma non solo quelli là che sono infortunati, anche chi sta giocando e non è in condizioni, diciamo, eccellenti, uno su tutto è montato, quindi la speranza è recuperare fisicamente quanto più gente possibile e poi giocarsela secondo me nella seconda parte del campionato. Ermanno, ti chiedo di anticipare un po', perché fra poco vedremo la grafica legata un po' al focus che abbiamo fatto a nostra lente di ingrandimento sull'attacco del Catania. I problemi sono solo degli attaccanti? Ma in realtà i dati ci fanno vedere come il Catania comunque sia pericoloso. La pericolosità la crea in ogni situazione, in ogni partita. Ovviamente una pericolosità che si alterna anche visti i pochi tiri totali e soprattutto i pochi tiri in porta che il Catania effettua durante i 90 minuti. Il Catania che un po' come avete anticipato voi sta facendo di necessità virtù, visto comunque l'assenza dei vari centrocampisti, non entra più dentro area come faceva prima con gli inserimenti di Sturaro, con gli inserimenti senza palla anche dei tre quarti, adesso giocando con un modulo diverso, con le due punte, preferisce più entrare dentro con dei cross laterali, con delle imbucate che provengono dalla parte esterna del campo e non con gli inserimenti dei tagli, dei filtranti che partono dal centro. Questo un pochettino sta creando dei blocchi, visti comunque le tre formazioni che il Catania ha affrontato, che sono Messina, Turris e Latina, che si sono coperte molto bene, creando molta densità, che non hanno permesso poi di andare in rete e di creare tante palle. Adesso andremo a vedere ancora meglio con la grafica che hai preparato, con i dati che hai riassunto tu e che vedremo fra poco in grafica. Io prima di tornare da Concetto e Lucio, perché volevo affondare un po' di più per capire da dove partono le difficoltà del Catania di questo periodo, volevo tornare da Anna per sentire i primi messaggi, un po' tastare il polso di quella che è l'idea dei nostri telespettatori. Parlano anche loro di speranza, per sapere, Anna. Sì. Guarda, scrivono: volevo chiedere agli ospiti studio se il problema dell'attacco deriva più dai giocatori o delle caratteristiche della squadra etnea. E ancora, continua a dire che alcuni giocatori dell'anno scorso potevano essere tenuti. Cianci ad esempio, ne abbiamo presi 1000 mi sembra un po' troppo. Un eufemismo evidente. Magari 1 o 2 facevano al caso. Allora Anna, io ti interrompo subito perché appunto voglio capire, questi messaggi un po' ci danno il termometro di quello che pensano le persone da casa. Concetto, è un problema che parte da lontano? Cioè quello di un Catania che non è abile in fase realizzativa in questo momento, tranne in un giocatore che è inglese, parte appunto da quest'estate o addirittura ancora più in là? È un discorso enormemente complicato, perché comunque non possiamo Guarda, abbiamo dimenticare un'ora e 10 minuti. Non me la prendo tutta. Però certamente l'interruzione della campagna acquisti, definiamola così, tutti quanti, credo che chi segue il Catania comprenda perfettamente a che cosa mi riferisco. L'interruzione della campagna acquisti ha certamente creato dei problemi alla squadra, perché è chiaro che, come dicevamo prima dietro le quinte, partire con determinati attaccanti e determinati uomini sarebbe stata una cosa, con quelli attuali
la scommessa inglese che pare sia stata comunque vinta, e un Montalto che invece ancora non rende così come tutti quanti ci aspettavamo. Partire con questa gente qualche problema l'ha dato. Detto questo, io dico che nelle prime giornate certamente il Catania aveva una fluidità di manovra e una capacità di far circolare la palla velocemente che oggi non ha più. Ora è soltanto un problema, e quando arriva sotto porta, non arriva sotto porta il più delle volte, non sempre, su azione manovrata, ma per circostanze estemporanee, per errori degli avversari, per la giocata del singolo. L'idea di gioco che aveva questa squadra io in questo momento non la vedo trasposta sul terreno di gioco. Dipende forse appunto da alcune assenze, il discorso di Tacchio Sturaro che diciamo sempre. Certamente, e questo l'ho scritto, non l'ho detto, in tempi non sospetti. A proposito di Speranza, insomma, tutti detti. Dico, sul Corriere abbiamo scritto che l'assenza di Di Tacchio sarebbe stata certamente grave, perché un giocatore con quelle caratteristiche il Catania non ce l'ha, perché come dicevamo prima con Lucio Tosto dietro le quinte, è uno che riempie il campo, è uno che è cattivo, è uno che un trascinatore pure. È un trascinatore, sì, ma cioè veramente un giocatore per me straordinario, e non averlo certamente non aiuta. Non aiuta anche perché abbiamo avuto l'infortunio successivo di Sturaro, perché abbiamo avuto l'infortunio di De Rose, perché Verna, poverino, è costretto a cantare e portare la croce, certo. Con tutte oggi le conseguenze. Tutti detti li abbiamo detti. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Sì, comunque in ogni caso dico che c'è questo problema. A questo punto io vorrei sottolineare, e questo secondo me è l'unica cosa, perché sentivo qualcuno in settimana che metteva lievemente, non soltanto lievemente in discussione Toscano. Per me Toscano è un grandissimo allenatore. Partiamo subito da questo. L'unica cosa che forse gli si può imputare in questo momento della stagione, ma probabilmente non poteva sapere come sono andate le cose, come sarebbero andate le cose quando ha chiesto De Rose, è che ti sei portato a casa un calciatore di 37 anni con un centrocampo di ultra trentenni, e alla fine il caso vuole che in questo momento 3 di questi ultra trentenni sono tutti e tre rotti. Si può mettere in discussione Toscano? Io mi riallaccio a quello che ha detto Concetto. No, tu è vero che fai il club manager adesso, ma insomma hai un ruolo. Assolutamente no, anche perché gli stessi che lo stanno mettendo in discussione sono gli stessi che lo incensavano fino a un mese e mezzo fa, quindi bisogna essere anche coerenti. Il problema del Catania in questo momento non è soltanto il fatto di fare a meno di pedine importanti, fondamentali, come abbiamo detto prima, come Di Tacchio. Nel calcio prende anche l'aspetto mentale. Il Catania in questo momento ha perso anche autostima. Catania, ci sono delle partite fondamentali, secondo me una partita devastante da averla persa è quella con Latina. E in quel momento subentra anche un altro aspetto, l'aspetto mentale. Il giocatore, diciamo, l'autostima è molto importante nelle squadre, nei giocatori, nei singoli. Quindi in questo momento il Catania ha diverse difficoltà dal lato fisico, dal lato tattico, ma anche dal lato mentale. E come si superano? Si superano, come ho detto prima, recuperando qualche elemento importante, si supera vincendo a volte anche una partita in modo fortunoso. Poi si inanellano anche altre partite giocando bene. In questo momento ci vuole la partita, diciamo, potrebbe essere anche questa qua di domani. Dopodomani la partita è importante, poi si gioca in casa col Trapani. Queste potrebbero essere 2 partite che potrebbero cambiare il corso anche del campionato del Catania. Anna, altri messaggi immagino che ci siano ancora, anche credo sugli argomenti che stiamo trattando in studio. Sì, sono arrivate delle domande, una per mister Luciano. Scrivono: mister Luciano, scusi, ma contro queste sei Luciano? Anche? D'estate. D'estate sei Luciano, Lucio invece di... Va bene. Scusa, Anna. Lo sapevamo. No, ragazzi. Mister Luciano Tosso, scusi, ma contro queste squadre nettamente inferiori come Latina, Turris, Messina, quali assenze dobbiamo giustificare? Saluti, Antonio. E ancora un'altra domanda. Salve, volevo chiedere ai signori studio, non sarebbe il caso di fare rientrare Chiricò, visto gli enormi problemi in avanti? Allora, la prima risponde, ad esempio, l'ultima è una Luciano bella risponde alla bella domanda, ma forse perché... Luciano per Spalletti, forse perché c'è quando facevo l'allenatore. Lucio per gli amici. In pratica l'ultima domanda, la seconda domanda è interessante perché proprio riferito alle squadre che si chiudono, Chiricò
potrebbe anche essere, però dovrebbe entrare in determinati contesti, poi ci sono altre problematiche che noi non... Si diceva di Zanellato qualche 10-15 giorni fa, un mese fa, no? Il problema di queste squadre che si chiudono, allora la Serie C secondo me è il campionato più difficile in assoluto, lo diciamo a volte della D, ma non è così, è la Serie C, perché i giocatori all'80% si equivalgono tutti. E non c'è quello là che eccelle a livello tecnico così tanto come succede in Serie A e poi vince le partite da sole. Allora che si compensa, il giocatore compensa con l'aspetto fisico, l'aspetto della cattiveria, e quindi è difficile a volte vincere anche con l'ultima in classifica. La Serie C in generale è un campionato molto ma molto difficile da affrontare, e poi devono quadrare tante e tante cose. In questo momento ad esempio il Benevento si trova là sopra perché, e l'abbiamo visto a Catania, quando il Catania era in condizioni il Benevento ha perso e il Catania ha vinto meritatamente. Quindi voglio dire, è un campionato strano, un campionato difficile dove si giocarono un tempo ciascuno, per essere onesti. Però non è il Catania, chiaramente diciamo che se l'è giocata ad armi pari con la prima in classifica, quindi voglio dire è un campionato strano in generale e in particolare diciamo quello di quest'anno. Concetto del mercato di gennaio, è vero, ancora presto per parlarne, però è chiaro che il Catania probabilmente dovrà intervenire in un qualche modo, forse soprattutto lì davanti. Ne ha parlato Pelligra nell'intervista che le abbiamo fatto noi, ne ha parlato in un certo qual modo, ha accennato anche Faggiano, dice io faccio il padre di famiglia in questo momento. Non è facile in questo momento il ruolo, anche il direttore sportivo, a parte le condizioni di salute. Deve tutelare i calciatori che in questo momento sono in rosa e che devono giocare, e non tutti sono uguali agli altri. Voglio dire, il Catania non ha 22 titolari, il Catania ha chiaramente 13-14 giocatori di buon livello e gli altri che sono un passo indietro. E a proposito del discorso che come mai con queste squadre di bassa classifica non si riesce a vincere, vorrei aggiungere che in ogni caso qua non vengano a giocarsela. Il Catania, quando trova una squadra che se la gioca, riesce a diventare pericoloso, oltre al discorso che stava meglio, oltre al discorso che stava fisicamente meglio e che aveva una maggiore autostima. Quando viene una squadra che quasi chiude, e quasi tutte si sono chiuse, per poi ripartire all'improvviso, forse il Torino se l'è giocato un po' di più, ma sempre relativamente. Quando viene una squadra si chiude, il Catania ha grandissima difficoltà a trovare gli spazi, anche perché la circolazione di palla, come dicevamo prima, adesso è diventata di una lentezza quasi esasperante e quindi diventa prevedibile. Mi dai l'assi. Se tu hai ambizioni, è chiaro che in un campionato lo sai cosa vai a incontrare, che le squadre vengono qua e si chiudono, quindi dovreste avere le armi in partenza per poterle superare, per poter ovviare. E secondo me il Catania, dove manca qualcosa a livello tecnico, è nell'uno contro uno. Non abbiamo tanti uomini che riescono a superare l'uomo e a fare la superiorità numerica. Devo dire, sì, abbiamo Jimenez, c'è Stoppa, però probabilmente Jimenez, a me Jimenez piace. Stoppa, ho visto che è un attimo un po' meno concludente rispetto a quello che mi ero aspettato. Che ci aspettavamo un po'. Al momento in cui questo ragazzo veniva dalla Sampdoria, ho detto vabbè, sarà uno che ha grandi doti tecniche. Diciamo che ancora è un passo indietro. Poi certo, è chiaro, Chirico sarebbe stato un giocatore, il vecchio Chirico, quello che non abbiamo visto probabilmente nella seconda parte della stagione scorsa, e a sprazzi soltanto all'inizio della prima. Probabilmente un giocatore di quel genere avrebbe fatto tanto in questo Catania, ma credo che non allenandosi a pieno ritmo. Bisognerebbe capire anche com'è, appunto, come sta, in che condizioni è. Mi date l'assist per tornare da Ermanno, per andarla a vedere questa grafica della nostra lente di ingrandimento, perché si parlava prima del perché appunto questa squadra, Concetto ha detto è una squadra che non riesce più a dialogare in modo rapido e veloce ed arrivare in porta. Se vediamo la nostra lente di ingrandimento, grazie alla nostra regia, vabbè, a parte il dato evidente, solo 15 gol segnati dal Catania, solo 4 in casa, questo è un dato positivo se lo guardiamo, perché la squadra gioca a Crotone, per cui gioca fuori casa dove il Catania ha giocato meglio. Però Ermanno, ti chiedo di spiegarci invece, soprattutto in quei dati del Messina, Turris, Latina e Foggia, le varie partite, l'XG del Catania che mi sembra altissimo. Avremmo deciso di mettere questi dati principalmente per far comprendere come ho detto prima, il Catania
comunque in tutte le partite, le prestazioni sono di grande pericolosità. Parto dalla prima, quella col Messina, dove il Catania presenta un XG di 2,12, quindi una squadra che teoricamente dovrebbe fare dai 2 ai 3 gol. Catania che è arrivata con 3 tiri in porta e 13 totali, anche questo dato sui tiri in porta un po' basso rispetto a quelle che sono state, diciamo, in qualche modo le moli di gioco che il Catania ha cercato di creare contro il Messina, poi non finalizzato. Vedremo poi successivamente anche un po' i dati su cross sbagliati, spesso non è pulito negli ultimi 25 metri, nell'ultima giocata, nella giocata diciamo chiave, dato sulla pericolosità che comunque si tiene sempre abbastanza alto anche nelle partite per esempio con la Turris, anche se è un dato che va sotto l'1, ma è 0,7, il Catania ha portato a casa un gol, anche lì poteva creare qualcosina in più, però Catania che nelle prestazioni di Torre Annunziata, nella prestazione con Latina, ha abbassato molto il dato sui tiri in porta e sui tiri totali, rispetto per esempio alla partita che abbiamo visto col Foggia o alle partite precedenti. Il Catania che tira meno, che arriva meno con meno lucidità sicuramente negli ultimi 25 metri, e questo poi abbassa di tanto la pericolosità, ma soprattutto abbassa anche il dato dei gol fatti, perché negli ultimi 4 appuntamenti ha siglato, diciamo, il tabellino solo per 3 C'entra la qualità degli attaccanti allora di più, o c'entra il gioco che il Catania sviluppa in questo momento o non sviluppa in questo momento? Ovviamente sono delle domande che nessuno secondo me può dare diciamo, la risposta giusta. La risposta dal punto di vista, diciamo, tattico e di analisi dei dati viene più dal fatto che il Catania prima entrava con più giocatori e più qualità, più lucidità negli ultimi 20-25 metri, riusciva ad arrivare negli ultimi 20-25 metri con degli inserimenti, con delle triangolazioni, con degli interscambi. Adesso quindi, diciamo, dava meno punti di riferimento alla squadra avversaria. Difensivamente era difficile da controbatterlo, da in qualche modo andarlo a contrastare. Adesso invece sembra come se la manovra sia molto più leggibile, più prevedibile, e questo ovviamente rallenta le giocate e abbassa la pericolosità del Catania. Pure più prevedibile, appunto, perché magari le altre squadre pensano più che altro a difendersi, e per cui chiaramente a contenere. Le altre squadre poi, vedendo giocare il Catania, magari prendono le contromisure, arrivano a Catania e bloccano tutte le fonti, quelle là del Catania, no? Vediamo se qualche contromisura ai tantissimi messaggi che stanno arrivati da parte dei nostri telespettatori. L'ha presa Anna, ancora ci sono altri messaggi da parte tua. Allora, ci scrivono: salve, una domanda a valutazione per Concetto. Secondo me il Catania dovrebbe avere in campo la tua stessa forza di volontà a tennis. Forza Concetto, Maurizio da Aci Castello. E ancora, se come dice Mister Tosto, perché ogni anno si spendono soldi per i nomi ormai sempre rotti e non si punta sui giovani? In Serie C si corre e non si vincono i campionati solo perché ti chiami Catania. Il problema è che Catania non puoi proporre troppi giovani, perché poi Catania vuole anche i nomi, e chiede e vuole anche i nomi, quindi vuole non vincere come dicono i tifosi allo stadio. Ci sono i giovani interessanti, magari che escono dalle squadre di Serie A, dalle primavere, ma bisogna avere dei contatti importanti per averle. Concetto lo sappiamo, vabbè, l'abbiamo rubato alle ATP Finals di Torino. Era il nono, diciamo. Oggi con questo tempo non si poteva giocare, quindi sono quasi. Quindi sei qua per questo. E noi ti teniamo qua fino alla fine, ci fermiamo per il momento, ritorniamo fra poco perché entriamo poi nel vivo, diciamo, anche dell'avversario del Catania, andiamo a conoscere un po' meglio il Crotone di Longo. Fra poco. Ben ritrovati, seconda parte di preview. Volevo tornare subito da Anna per leggere altri messaggi dei nostri telespettatori. Anna. I nostri ospiti, Marco, prima hanno attenzionato Chiricò e Salvo Tribuna A ci scrive: Chiricò mai più, rimpianti Cianci e Cicerelli. Invece Vincenza da Catania si ricollega sempre a ciò che hanno detto i nostri ospiti, scrivendo: ha detto bene, tirano con meno lucidità e non fanno gol. Chi ha detto bene? Ci domandiamo. Se Luciano, no, scusa. No, non ha specificato. Ormai ti scrivono tutti, lo so. Anna, torno da te. Ci sono altri messaggi, sì, Anna? Sì. Se domenica vinceremo potremo avere la possibilità di avanzare in classifica e questo aiuterebbe a darci quella continuità che attualmente ci manca. Forza Catania.
Ed è vero quello che dicono i nostri telespettatori, è vero, sarebbe una partita importante. Le altre giocano pure. Per il Catania è vero, anche le altre giocano, è vero, e questo è così. A proposito, per capire un po' meglio che tipo di squadra ci aspetta e che tipo di clima ci aspetta all'uscita di Crotone, mi collego con Francesco Pitingolo di CN24. Ciao Francesco. Buon pomeriggio. Ciao, buonasera, buon pomeriggio a voi. Allora, che situazione c'è a Crotone? Lo vedremo anche nelle grafiche fra poco. Il momento è certamente comunque positivo rispetto all'avvio di campionato, giusto? Francesco? Sì, assolutamente sì. Crotone certamente rinfrancato dai 5 risultati utili consecutivi, però Crotone che sicuramente cercherà di fare la squadra di casa, di portare a casa il bottino pieno, perché regalerebbe quindi alla squadra calabrese la possibilità di riacciuffare quella zona playoff che sia addetti ai lavori che i tifosi si aspettavano già in avvio di campionato. Certo non ci si aspettava un avvio così complicato, con le 5 sconfitte che purtroppo ci sono nel calendario del Crotone, per cui sarà partita vera, partita tosta per entrambe le squadre che sono comunque tutte e due a cerca di punti pesanti per la loro classifica. Senti, situazione spogliatoio, Tumminello può essere che giochi, può essere di no, ne ha parlato anche Longo nell'ultima partita contro il Cerignola. Situazione spogliatoio, si attende domani la conferenza stampa del tecnico pitagorico, probabilmente Tumminello dovrebbe essere della partita in quanto già utilizzato per quanto riguarda l'amichevole contro le giovanili dove è andato a segno. In dubbio dovrebbe essere Di Pasquale, il quale se dovesse dare buca al tecnico crotonese dovrebbe essere sostituito dal suo naturale sostituto che è Armini in difesa. Per il resto, al di là dell'acciaccato Vinicius, dove lo si ritroverà non prima di gennaio, probabilmente il centrocampo sarà costituito dai soliti Schirò e Gallo, ma attenzione, pronto Barberis durante la ripresa a sostituire, perché ha dimostrato di avere circa mezz'ora e forse in questa settimana anche qualche minuto in più nelle gambe. Senti Francesco, come va l'ambientamento di Longo, che è un allenatore che tutti hanno definito come un allenatore di qualità nella sua esperienza, soprattutto al Picerno, ma anche prima. Come è riuscito a integrarsi? Appunto abbiamo capito di un avvio difficile, ma adesso? Sì, sicuramente Longo è un tecnico di qualità, lo ha dimostrato soprattutto nei campionati passati col Picerno, dove lo stesso Picerno ha eliminato nel primo turno playoff proprio il Crotone. Il tecnico aveva chiesto la deadline delle 10 partite e bisogna ammettere che dopo questo obiettivo che si era preposto il tecnico crotonese, i risultati sono cominciati ad arrivare. Quindi dicevamo già in apertura 5 risultati utili consecutivi, 2 pareggi, gli ultimi 2, dove il Crotone che navigava nelle zone basse della classifica, addirittura nella zona play-out, è riuscito a fermare le 2 squadre di testa come Benevento e Audace Cerignola, fornendo delle prestazioni convincenti sotto il punto di vista della motivazione e del carattere. In rimonta, e in quanto quello dello stesso carattere ci si era proprio lamentati col tecnico. Sembrava che la squadra durante la partita la prendesse in mano ma poi la perdesse, non riuscisse a sopportare le pressioni di questa Serie C, salvo poi riuscire, con la cura Longo, almeno così l'abbiamo denominata e battezzata qua a Crotone, riuscire a fornire nelle ultime uscite delle prestazioni convincenti dove, come ho detto prima, è riuscito a fermare il capolista e vice capolista. Francesco, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento magari ad una prossima occasione, grazie per averci dato tutte le ultime da Crotone. Un saluto, buon pomeriggio. Quando volete. Grazie a voi, arrivederci. Grazie dunque al collega Francesco Pitingolo. Andiamo a vedere, grazie alla regia, invece alcune grafiche, come al solito un po' ci riassumono sia la situazione legata al mister che al giocatore più rappresentativo della squadra avversaria, partendo proprio dall'allenatore. Ne abbiamo parlato tanto di Longo, ne ha parlato anche adesso il collega
poco fa, era un allenatore classe 1973, prima parte di carriera vissuta da top in Serie D e poi tante buone annate anche in C, soprattutto il Picerno che giocava veramente un bel calcio quando si è visto qui anche a Catania. L'estate scorsa appunto l'approdo a Crotone. Giocatore più rappresentativo, due erano in ballottaggio fondamentalmente, Gomez e Tuminello. Abbiamo scelto Tuminello non tanto perché ha fatto un gol in più, ma perché l'ha fatto nel 59% dei minuti a disposizione, per cui è un giocatore che incide, continua ad incidere nella sua, per la sua qualità, tant'è vero che appunto Longo, qualcuno ha chiesto come mai non ha giocato contro il Cerino, e ha detto mica sono pazzo, detto Longo, se fosse stato bene l'avrei fatto giocare, per quello pensiamo magari che potrebbe essere titolare dall'inizio con il Catania, vedremo. Le ultime 5 del Crotone, tanto per chiudere l'argomento con le nostre grafiche, accennava anche a questo il collega, il pareggio contro il Monopoli, il pareggio contro il Benevento, il pareggio ultimo di Cerignoli, in mezzo le due vittorie, quella contro il Taranto ormai pluripenalizzato in classifica e la vittoria in casa del Giuliano, per cui 5 risultati utili consecutivi che raccolgono appunto i punti in classifica del Crotone. Partita complicata, difficile, lo Scida è sempre così, no? Sì, però poco fa parlavamo delle difficoltà che ha il Catania nell'incontrare le squadre che si chiudono. Non sarà il caso di questa partita, perché Crotone, l'ha detto anche il collega vostro, la giocherà per vincere, quindi sicuramente il Catania avrà degli spazi per poter giocare come giocava all'inizio, avendo più spazi. Quindi sarà una partita aperta, una partita dove tutte e due squadre cercheranno chiaramente la vittoria, perché serve per la classifica, per il morale, per tutto, quindi assisteremo sicuramente, a mio giudizio, a una bella partita. Bisogna vedere qual è la strategia dell'allenatore del Catania, come la vuole giocare e quindi gli interpreti che sceglierà. Quaini, Guglielmotti rientrano. Guglielmotti sicuro? Quaini, secondo te, Concetto? Non lo so, perché è evidente che lui... Toscano non ce lo dice, questo è il non problema. ce lo dice, non ce lo dirà mai, no, ma io l'avrei fatto giocare qualche volta un po' più spesso. Sì, Quaini, sì, per me piace molto, devo dirti. Quindi... Anche perché è l'unica vera alternativa a centrocampo a quei due che mancano, no? Perché poi alla fine questa è... Però noi non seguiamo gli allenamenti durante la settimana, c'è questa tragedia. Poco fa facevo la considerazione... quando il collega diceva sì, vediamo domani in conferenza stampa, ormai ci siamo ridotti che in conferenza stampa dobbiamo capire. Possiamo sapere qualcosa, oltre ovviamente alle fonti non ufficiali, ma quanto era bello una volta che andavi a seguire l'allenamento del Catania a Pedara, a Massa Annunziata, e talvolta anche a Torre del Grifo, magari non sempre non aperti, ma qualche volta sì, e potevi farti un'idea anche. E ora ci rifacciamo anche un po' alle immagini, certe volte, ad esempio negli ultimi video postati sui social dal Catania si vedeva Sturaro che ricominciava a correre, che ricomincia insomma ad allenarsi in un modo un po' più consistente, dunque ci appelliamo anche ai mezzi di informazione che ci arrivano dall'ufficio stampa per avere qualche informazione in più. Prima di andare a vedere un po' le statistiche a confronto che chiederò ad Ermanno, torno da Anna perché arrivano altri messaggi. Sì, Marco, questa avranno volta... indovinato il nome, sì. È arrivato un messaggio per Mister Tosto, ma questo telespettatore non ha rischiato. Non ha messo il nome, né Lucio né Luciano. Mister Tosto. Per Mister Tosto, non crede che la mancanza del filtro che assicuravano Di Tacchio e Sturaro, permettendo un recupero palla alto, consentiva di giocare quasi sempre nella metà campo avversaria e quindi stando più vicini all'area avversaria rendeva il Catania più pericoloso? Ma più che e poi, buon pomeriggio, non si segna più perché si tende a fare lunghi lanci anziché arrivare in porta con triangolazione e passaggi sbarcati, come avveniva ad inizio campionato. Più che filtro, i centrocampisti devono dare equilibrio a tutta la squadra, quindi quando si attacca i centrocampisti devono dare copertura, non solo vanno ad attaccare, ma uno dei centrocampisti e viceversa, quando si difende già l'altro centrocampista deve essere pronto a fare le ripartenze, quindi i centrocampisti come Dio comanda devono dare massimo equilibrio alla squadra, non è questione solo di filtro. Aggiungiamo che Berna è un grande recuperatore di palloni, è vero, ma non lo può fare in questo momento a tempo pieno, così come probabilmente avrebbe fatto nel caso in cui ci fosse stato Di Tacchio dal primo minuto, perché il gioco passa tutto dai suoi piedi, sia il recupero della palla che l'impostazione, quindi torniamo
portare la croce e cantare. Esattamente ai famosi detti di prima. Ermanno, statistiche a confronto per andare un po' a dare uno sguardo anche alla differenza appunto alle differenze fra Crotone e Catania, anche per come attaccano le due squadre. Sì, differenza diciamo principale la vediamo, basta vedere la classifica, no? 21 gol fatti il Crotone e solamente 15 il Catania, quindi 6 gol di differenza. Gol che ovviamente diciamo, dati che ho voluto sottolineare, marcano quella che è la differenza offensiva tra Crotone e Catania. Crotone che segna diciamo abbastanza da fuori aria, 4 gol fuori aria in questa stagione. Catania solo un gol da fuori aria, si trova in una delle ultime posizioni nei 60 ricordiamo totali. Ermanno, ti interrompo, lo sanno tutti i nostri telespettatori, ma le classifiche che vedete sono relative a tutti i gironi, per quello vedete 52esimo, 54esimo, sono le 60 squadre, sono le 60 squadre di tutti i gironi. Sì. Anche sul discorso dei tiri da fuori aria, no? Analizzeremo dopo con delle clip video come proprio con Tumminello il Crotone cerca spesso un passaggio dentro il campo e Tumminello che calcia spesso da fuori e soprattutto che calcia in porta da fuori. Catania che invece lo fa poco e se lo fa male e i dati diciamo, ne rendono in qualche modo concretezza. Ecco, infatti che il Crotone tira sui 90 minuti 7,4 volte da fuori aria, mentre il Catania calcia solo 3 volte, 4 volte circa da fuori aria. Quindi quasi meno della metà, e poi anche altri dati diciamo, sul discorso come ho detto prima, della pericolosità. Il Catania è più pericoloso perché calcia più vicino dalla linea della porta, entra più facilmente con tanti tocchi dentro l'area avversaria, però questa pericolosità si perde, non viene concretizzata e il dato diciamo, della concretezza sono proprio i gol segnati. I gol segnati, soprattutto in alcune partite, l'ultima, quella col Messina, ne è l'esempio più evidente. Diciamo che un po' questi dati statistici che ci ha offerto Ermanno riassumono un po' quello che diciamo da qualche minuto, anzi io ho una curiosità, più che altro non glielo possiamo chiedere adesso, di soddisfarla. Non è quanto detto, questi dati sono influenzati dalla prima parte del campionato e quanti dalla seconda, perché secondo me sono una perfetta miscellanea di quello che è accaduto. All'inizio c'era una squadra che giocava un gran calcio e arrivava in porta con grande facilità, adesso abbiamo una situazione un po' diversa e quindi se ci sono degli errori, gli errori probabilmente vanno in capo agli attaccanti o comunque a chi conclude. Sempre un dato che abbiamo riportato spesso all'interno diciamo, della nostra rassegna sono il dato sui tocchi all'interno dell'area avversaria. Prima il Catania si trovava in terza, quarta posizione per tocchi in aria, adesso fa un po' più fatica, si è scesa, adesso non ricordo con precisione, ma dovrebbe essere intorno 12esima, 15esima posizione. Questo perché? Perché entra con meno facilità dentro l'area avversaria. Il perché è da in qualche modo incolpare agli attaccanti, alla manovra offensiva o alla bravura delle squadre avversarie di non far entrare diciamo, il Catania dentro l'area? Un po' entrambi. Il discorso, la differenza si vede tanto sui tiri, soprattutto sui tiri in generale, sui 90 minuti. Il Catania prima tirava molto di più, arrivava anche con più uomini dentro l'area avversaria e calciava più spesso in porta. Adesso il dato sui tiri si sta abbassando nettamente. Ovviamente i dati che facciamo vedere sono dei dati statistici in media dall'inizio adesso. Dall'inizio ad ora, non settorializzati diciamo, alle ultime partite di campionato. Ermanno, volevi aggiungere quelle diciamo, delineate sulle varie partite le abbiamo fatte vedere prima con la lente di ingrandimento sulla pericolosità del Catania nelle ultime. Io ricordo invece, mentre Ermanno prende anche un po' fiato perché fra un po' ritorcherà di nuovo a te con i tagli, vi ricordo che la partita fra Crotone e Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro da Telecolor, la seconda partita di fila che Telecolor trasmette dopo il derby contro il Messina, con l'appuntamento dunque per tutti, lo ricordo, alle 18:30 perché ci sarà un'ora di prepartita e poi la partita con la cronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve, poi alla fine le interviste ai protagonisti, perché insomma 4 ore insieme con noi, con Alberto Cicalini alla conduzione di Diretta Stadio, e chiaramente vi faremo vedere tutta la partita dello Scida. A proposito di Scida, studiamocelo un po' questo Crotone, caro Ermanno, preso fiato, pronto, ci sei? Benissimo. Sì. Allora, linea difensiva, partiamo dalla fase in non possesso, linea difensiva che si muove bene?
Però qualche volta qualche Sì, dimenticanza diciamo c'è. che alle volte vanno un po' in fatica, soprattutto sul discorso della marcatura. Crotone, abbiamo fatto i complimenti sui gol fatti, per il Crotone che ha preso 24 gol da inizio campionato. Gli unici 2 clean sheet li ha fatte alla prima e alla terza giornata contro il Messina e l'Altamura. Qui possiamo vedere esatto col Cerignola l'ultima partita come il centrale Cagneletti guarda l'avversario, prende la marcatura, poi su palla laterale, su cross dimentica, non comunica forse con Di Pasquale, Yallò che taglia alle sue spalle e non viene seguito. La possiamo rivedere, ecco il centrale che guarda l'avversario, quindi comprende la marcatura, diciamo, si dovrebbe muovere a seconda del movimento dell'attaccante. In questo caso non anticipa il movimento dell'attaccante, anche perché perde completamente di vista la posizione dell'avversario che alle spalle, poi con cattiveria e rabbia fa gol, e quindi qua c'è un piccolo errore di uno dei 2 centrali del Crotone. Nella seconda che vediamo, sempre restando sullo stesso argomento, c'è la linea che copre, che si sposta anche, che si magari muove bene, che si muove molto bene. Qua siamo allo scadere della partita col Cerignola, è l'occasione più importante del Cerignola. Linea difensiva che si muove molto bene, che segue bene la palla, che copre bene gli spazi, però anche qui 2 giocatori dentro l'area non marcati, poi uno dei 2 sarà marcato successivamente, però non marcati, e qui viene un'occasione molto più pericolosa rispetto a quella vista in precedenza, e vediamo anche un po' un'amnesia difensiva da non sottovalutare. La squadra, diciamo, ordinata, ma che qualche volta non sa adattarsi, diciamo, alla circostanza. Pensavo che questi video e questi dati sicuramente i tecnici del Catania li avranno visti e rivisti 1000 volte anche loro, e saranno proprio queste immagini o questi dati che determineranno poi chi andrà in campo. In questo caso gli attaccanti che andranno in campo, no? Per le caratteristiche, certo, per capire le caratteristiche. Giusto per precisare, abbiamo visto prima come principio la linea la difesa si muove in linea, e cioè si muove quasi a zona e non più per reparto, e non in marcatura a uomo, e questo potrebbe essere, diciamo, come ha detto benissimo il mister, un ottimo spunto tattico per il Catania, per staccare, se dovesse giocare con 1 o anche con 2 punti, per staccare, per fare dei movimenti, diciamo, non uguali ma diciamo alternati, sfalsati, per creare quello spazio a rimorchio in caso, per poter trovare quello spazio per fare Sulle gol. palle inattive invece come si comportano? Sulle palle inattive ho analizzato due palle inattive su punizione laterale in periodi diversi, perché la prima è col Taranto, che è diciamo qualche partita fa, dove vediamo come la linea, anche qui marcano a zona, si muove tutta la linea è molto alta ma è poco densa. Qui invece, infatti subisce gol, qui invece la linea è una linea un pochettino più bassa, non proprio sulla linea della barriera, con più uomini, ma anche qui la marcatura è a zona, ma spesso sul secondo palo perdono completamente di vista l'avversario, e questo può generare degli spazi. Nella prima clip, come possiamo vedere, qui proprio c'è un errore madornale sul Catania, che fra parentesi non ha sfruttato tantissimo i calci piazzati, anzi quasi mai praticamente i calci piazzati in questo avvio di campionato, più che avvio di campionato ormai, ma che può trarre spunto anche da queste situazioni. Se marcano così in aria, io penso che il Catania abbia buone chance sui calci piazzati, perché i giocatori ce li ha, perché poi tu giochi a zona, però poi vai a prenderti l'uomo. Esatto. Se l'uomo non capita, se capita un metro, tu vai sull'uomo, non è che lo lasci come è successo là. Quindi per come vanno a saltare i vari Castellini e tutti i giocatori del Catania che vanno nei calci piazzati su, penso che se lo schieramento è questo sarebbe un punto di forza del Catania sicuramente. Per la fase di possesso invece chiedo in regia di farci vedere le clip numero 4 e numero 6, perché Ermanno volevo concentrarmi su queste rotazioni che hanno lì davanti loro, che potrebbero creare dei problemi alla difesa a 3 o a 5 del Catania. Loro che quasi sicuramente, diciamo come anche principio del tecnico, giocheranno con un 4-2-3-1, e vediamo come in realtà il modulo conta poco, perché gli interpreti lì davanti, gli interpreti offensivi, che sia Gomez, Spina, Vitale, Tumminello, Ovizak, si muovono in continuazione e non danno mai punti di riferimento. Qua per esempio prima abbiamo visto Tumminello che da 3 quarti
si abbassa per ricevere palla, adesso Tumminello invece sempre col Benevento si allarga molto e funge da esterno. Tutti questi spazi, queste diciamo rotazioni creano pochissimi punti di riferimento per la retroguardia avversaria e soprattutto creano tanti spazi che vengono ottimamente, se posso dire, attaccati dagli interpreti e che possono creare grande difficoltà alla retroguardia. Grandi grattacapi, diciamo, sì, al Catania. Vediamo questa. Qui addirittura c'è l'interscambio tra Spina e Gallo, sì, che è un intermedio che si allarga e prende palla largo, Spina che entra dentro, si crea lo spazio al centro del campo, Spina che poi calcia in porta. Anche qui c'è un episodio fortunoso e il Crotone. Le rotazioni non solo fra i 4 davanti, diciamo i 3-1, ma anche gli intermedi che appunto si inseriscono. E soprattutto questi movimenti, un giocatore che taglia dentro non tanto per ricevere palla quanto per liberare spazio, e ecco Tumminello che si libera e cerca il tiro da fuori. Anche qui vediamo come, lo sottolineo sempre con Nicole Luce, quelli che sono i 4-5 giocatori offensivi e poi tanto movimento dentro area per liberare spazio all'esterno e sempre ricerca di Tumminello per un tiro da fuori che poi arriva quasi sempre in... È un po', lo chiedo a Concetto e a Lucio, quello che dicevamo prima, stiamo vedendo in queste caratteristiche il Crotone che ci ha riassunto benissimo Ermanno, qualche caratteristica che vedevamo ad esempio nel Picerno dello scorso anno. Sì, un grande allenatore Longo, non c'è discussione. Tra l'altro riscontravo che i tecnici che stanno ai vertici della classifica sono quasi tutti tecnici che fanno giocare le loro squadre. Sì. Che Auteri, Raffaele, i giochisti, diciamo. I giochisti, Longo, ci mettiamo anche Toscano. Voglio dire, speriamo che si possa invertire il trend. Veramente io credo che è vero. Può servire la partita anche vinta rubacchiando per far ripartire questa squadra che in questo momento sicuramente non ha il morale alto alle stelle. Assolutamente, manca anche di consapevolezza, poi quando non arrivano i risultati la giocata, anche quella semplice, anche l'1 contro 1 diventa sempre più difficoltoso. Immagino comunque si è visto una differenza tra il reparto difensivo e il reparto d'attacco. Il reparto d'attacco si muove benissimo. È rodato. Il gol che hanno fatto col taglio dell'attaccante, il centrocampista che entra, quello è provato, è riprovato e è riuscito alla perfezione, quindi si vede che sono davvero degli schemi. Anche perché come nomi, il nome non conta, però come nomi nel reparto offensivo c'hanno più garanzie. Gomez, mi ha impressionato la difesa, cioè se marcano in quel modo è strano che mantengono la zona fino all'ultimo, è molto strano, cioè la zona poi alla fine quando arriva la palla si va sull'uomo. Io voglio chiedere alla regia se posso interrompere la discussione sul Catania un attimo, perché volevo capire se Francesco Triolo mi sente, perché se riesco, ecco, vedo che sta quasi per assaporare il caffè, per cui volevo salutarti Francesco, volevo capire se è tutto a posto, se è buono, ecco, se non l'hai ancora assaggiato. Te l'avevo promesso che ti avrei portato a prendere un caffè e quindi ho fatto di conseguenza, no? Aspettando di offrirtelo in maniera fisica qua a Messina quando verrai per Messina Catania. Quello sarà accettato di sicuro, Senti, ma mentre tu lo bevi, puoi restare ancora un po' con noi e ti ritroviamo fra qualche minuto e parliamo del Messina. Puoi bere, così ci dici se... No, almeno che non scotti, dimmi tu. Va bene, Ciccio, ci risentiamo fra pochissimo, così andiamo a discutere del Messina. Io volevo tornare intanto da Anna per sapere se ci sono messaggi, immagino non sul caffè di Triolo. No, ma c'è un altro messaggio per Mister Tosto. Buon pomeriggio, Mister Tosto. Mi può spiegare come un attaccante come Montalto nell'ultima azione si butta a terra invece di tirare in porta? Grazie, Ren. Io so di dire una cosa impopolare, ma per me lui è stato preso in controtempo, lui era un metro avanti rispetto alla linea della palla, quindi ha fatto difficoltà, poi non fai un movimento quasi naturale. Non voglio con questo diciamo sì, ho capito. Era un metro avanti. Secondo me è andato a cercare la conclusione di sinistro. Si è avvitato per colpire di sinistro lui che di sinistro anche, però sicuramente rispetto al passaggio lui era un mezzo metro avanti e quindi si è fatto trovare in controtempo. Sarebbe stato normale
comunque andare di destra e appoggiare di destra, invece ha fatto questa cosa la strana. palla era dietro, è chiaro che se sta palla è davanti a lui e sbaglia quel gol allora non può giocare a calcio, però la palla era dietro di lui ed era un po' più difficile. Più so difficile. Che magari mi massacreranno in questo momento, dico questo. Ma il mezzo contropiede è che è esasperato con la ricerca dell'altro piede, perché era molto normale a quel punto provare di destro. Però io su questo ragazzo vorrei spezzare una lancia perché è lo stesso che ha salvato un gol qualche partita Con la prima Turris. sulla linea di porta e non è facile per un attaccante andare nella linea di porta e salvare un gol. Vuol dire che è un ragazzo che ci tiene. Hermano, mi dicevi anche, vado sullo stesso discorso che diceva Lucio, di movimenti comunque che, insomma, tu che segui le statistiche della partita e le vedi, di movimenti buoni da parte di Montalto, stiamo vedendo proprio anche l'ultima partita. Sì, ma Montalto ha creato molto di più rispetto al suo compagno di reparto, l'abbiamo visto molto più mobile, ha recuperato tanti palloni. Questo è il gol, questo è il famigerato gol di cui parlavamo prima. Prima di questo gol si era creato anche un'altra palla sempre molto interessante dentro area, dove ha fatto la sforbiciata, la mezza rovesciata, sempre col mancino che è andata alto, però ha creato tanto, ha rubato tanti palloni, ha messo anche spesso in condizioni inglese di giocare anche vicino alla porta. Ricordiamo l'azione pericolosa nel primo tempo, fine primo tempo, con Inglese che tira a 5-6 metri dal portiere, quindi non è totalmente da buttare la prestazione di Montalto, perché ha giocato con cuore, con grinta. Ovviamente dal punto di vista tecnico, anche realizzativo, momentaneamente, come ha detto benissimo prima il mister, non ha quella consapevolezza, non ha quella tranquillità e quell'autostima che ad un attaccante, soprattutto di queste categorie, serve, e quindi fa fatica anche a fare il gol da 3 metri. Sicuramente Toscano questo lo sa, ecco perché, come ci siamo detti prima dietro le quinte, possibilmente lo può anche riproporre nelle prossime partite, con la speranza che si sblocchi. E anche Calabrese, che magari, qualche motivo in più. Diciamo però che nell'immaginario resta quell'errore, Sì, chiaramente resta quell'errore che influenza e caratterizza un po' la partita di Montalto, al di là dei numeri e di tutto quello di cui abbiamo discusso. Anna, altre domande? Messaggio da Franco: complimenti per la trasmissione sempre lineare e professionale. Andiamo al Catania, squadra da metà classifica, nessuna possibilità di promozione quest'anno, inutili entusiasmi che svaniranno presto, ci sono squadre più attrezzate e più equilibrate. Passo ad un altro messaggio poco positivo. Il problema del Catania sta nel fatto che, non avendo attaccanti che calcino da fuori area, all'avversario basta creare un po' più di densità in difesa per mettere in difficoltà la squadra, che non riesce a trovare gli spazi per l'inserimento, di conseguenza non riesce a trovare idee per fare gol. Ormai lo hanno capito tutti. Certo, una delle, diciamo, le conclusioni da fuori comunque sono quelle là che magari possono andare a risolvere le partite contro le squadre che si chiudono. E ne abbiamo parlato anche prima, sì, no? Delle ma conclusioni da fuori. non solo ricercando il gol, ma anche le deviazioni, una respinta del portiere, per esempio con l'Altamura. Crei una triangolazione, crei lo spazio centrale, stoppa calcio in porta, respinta del portiere, sulla respinta del portiere arriva Carpani e fa gol. Quindi il tiro da fuori dovrebbe essere ricercato, perché crea pericolo, la palla la fa rimanere lì, possibilmente anche avendo due attaccanti, anche avendo 2 o 3 riferimenti lì davanti dentro area, possibilmente la palla rimane lì, è più facile da metterla dentro. Allora ragazzi, siccome abbiamo lasciato Triolo lì col caffè, poi magari si prende freddo, finiamo la parte tattica relativa al Catania, in questo caso sempre con Ermanno, poi ci fermiamo e andiamo da Triolo, così poi lo liberiamo. Non ne abbiamo detto molto, ma sappiamo che il Crotone sa sfruttare i calci di punizione. Il Catania deve stare un po' attento anche a livello difensivo. Il Crotone sa sfruttare i calci piazzati e soprattutto li adatta a seconda dell'avversario. Se l'avversario marca uomo, crea, ecco qua la clip, crea col Taranto, il Taranto marca uomo, creano 2 blocchi sul primo palo e poi mettono palla sul secondo, sull'inserimento del giocatore da dietro, e creano un grande pericolo per la squadra tarantina. E nella clip successiva vedremo proprio infatti come il Benevento, che marca zona, creano anche qui un blocco sul primo palo per liberare il secondo palo e creare pericolosità sulla parte, diciamo, posteriore della porta. Se ci spostiamo subito invece al Catania, andiamo a vedere proprio la lettura che il Catania fa dei calci piazzati a livello difensivo.
per capire come può adattarsi appunto a ciò che potrebbe fare il Crotone. Il Catania che marca zona sui calci piazzati laterali, sui calci di punizione laterali, mentre sugli angoli marca a zona e a uomo, quindi è una marcatura mista. Qui possiamo vedere come la Turris, ovviamente conoscendo forse meglio di noi il Catania, sfrutta il secondo palo, cerca di sfruttare il secondo palo mettendo addirittura 6 giocatori sul secondo palo e creando un 6 contro 2. Ovviamente un 6 contro 2 non è alla fine, perché poi vari giocatori vanno sul primo, però creano un 3 o 4 contro 2 sul secondo palo che viene poco letto dalla retroguardia etnea e crea effettivamente il suo pericolo, questo calcio piazzato. Uno dei braccetti del Catania, Gherardi, qualche piccolo problema nelle ultime partite, soprattutto nella lettura in alcune zone di campo. Sì, dentro area in realtà, nella marcatura dentro area che dovrebbe essere pane quotidiano per un centrale, Gherardi che non riesce, soprattutto a Torre Annunziata, sicuramente non era in gran giornata, non riesce bene a comprendere la marcatura, a tenere stretta la marcatura dentro area. Qui possiamo vedere al primo tempo come guardi l'avversario, quindi ha il contatto con l'avversario, però non accorcia, diciamo, la marcatura, lascia abbastanza libera, e qui l'avversario che gli taglia davanti guarda solamente il pallone, libera lo spazio sul primo palo, poi riesce in qualche modo ad evitare il tiro in porta. Però, cosa che non riesce a fare nel secondo tempo, sempre su palla laterale dentro l'area, non riesce a stringere la marcatura sia fisica che visiva con l'attaccante del Turris, e il Catania che poi subisce gol sempre su questo primo palo, sempre su questo taglio sul primo. Allora Ermanno, noi ci fermiamo per un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo, ci colleghiamo con Triolo, poi ci fai vedere un po' la situazione invece d'attacco del Catania e poi andiamo anche da Cammarasana a Trapani, a fra poco. Eccoci qua di nuovo in studio e io tornerei al bar da Messina, vabbè, anche la sigla, abbiamo introdotto nuovamente con la sigla Francesco Triolo. Ciao Francesco, di nuovo, buon pomeriggio. Rullo di tamburi, buon pomeriggio. Esattamente. Senti, rullo di tamburi anche per il Messina, oppure diciamo è un momento così, è un brodino, è stato il pareggio col Catania? Bella domanda. Allora, se quello col Catania è stato un brodino, sicuramente ce lo dirà la partita contro il Giuliano. Avete visto il Messina contro il Catania, è una squadra che comunque al Massimino ha cercato di far giocare poco i rossazzurri, però nelle precedenti partite ha sempre cercato di mettere in difficoltà le squadre avversarie di alta classifica che si sono presentate al San Filippo, ricordo Monopoli, Benevento. Bisogna vedere se anche il Giuliano, che in questo momento è a quota 23 punti in classifica e quindi la possiamo considerare anche lei una squadra di alta classifica, avrà lo stesso trattamento. Messina che non vince una partita da 2 mesi, l'8 di settembre contro il Taranto proprio qui a Messina, l'unica partita che i giallorossi hanno vinto in questo campionato, e quindi è atteso a dimostrare che, come dicevi tu, quello del Massimino non è un brodino ma piuttosto un senso di riscatto dopo le pesanti sconfitte con Avellino e Cavese in casa. Mi chiedevi rapidità, Marco, subito sulla formazione, allora, perché dovrebbe recuperare Petrucci, Giacomo Modica che potrebbe giocare al centro in mezzo al campo, e poi in base alla formazione che vedi anche in onda dovrebbe confermare bene o male quello che è stata la squadra di Stal Massimino. Non abbiamo messo Lia, ma non per qualcosa, perché in questo momento bisogna anche fare i ragionamenti con gli under in campo, e quindi Rizza a sinistra, che si è ben comportato contro il Catania, potrebbe cedere il passo per esempio a Morleo. Per il resto, con l'inserimento di Petrucci in mezzo al campo, potrebbero essere questi gli unici, anche se c'è ancora tutta la rifinitura di domani per Modica per poter scegliere. Grazie Francesco. Caffè com'era? Grazie. Buono. Vediamo, era dolce amaro, vediamo se domenica sarà dolce oppure amaro. Va bene. Ciao Francesco, grazie, buon pomeriggio. Ancora torniamo in studio, torno da Ermanno, perché volevamo farvi vedere ancora qualche dato nel nostro angolo tattico sul Catania, soprattutto sulla fase offensiva dei rossazzurri.
Sì, fase offensiva che viene da diciamo una considerazione più che altro di transizione, quindi mi piace molto sottolineare il grande lavoro che sta facendo Carpani nelle ultime prestazioni, soprattutto con un grande principio di reaggressione nella parte alta del campo. Qui vediamo contro la Turris come all'ottavo si era andato in rete, sì, con una transizione molto alta, anche qui col Messina, transizione molto alta e centrale sulla costruzione della squadra siciliana, e poi 3 contro 3 che non viene ottimamente sfruttato da Inglese, anche qui poca lucidità da parte dell'attaccante etneo. Smarcamento invece di Inglese vincente nel cross di Guglielmotti prima della incredibile espulsione dell'esterno, sì, del Catania. Mi è piaciuto in qualche modo farlo vedere, perché vediamo un movimento da vero attaccante, da puro attaccante, e rivediamo diciamo l'Inglese in qualche modo che conosciamo a Carpi o a Parma, e vediamo come da palla laterale si muove benissimo contro il difensore che guarda solamente il pallone e non guarda lui, fa un fuorilinea fantastico tirandosi fuori, e poi colpisce con una eleganza e una semplicità, ce lo fa sembrare molto semplice. Esattamente, come tutte le persone di qualità fanno sembrare molto semplice quello che fanno, in realtà è così semplice non è. Ancora cross del Catania e le scelte, sì, sui traversoni. Sì, qui il Catania che ultimamente sta cercando molto la ricerca del secondo palo, qui che in realtà la ricerca del secondo palo forse era la ricerca più giusta, ha ricercato invece il taglio di Carpani alle spalle dei difensori, poi Catania che va vicino anche qui al gol, anche grandissima pericolosità visto che tira, sì, da meno di 11 metri, però anche qui come con tanti uomini attacca l'aria, ma nella scelta finale, che sia un cross che sia un tiro, è poco lucido e decisivo. Questo forse è quello su cui sta lavorando il mister toscano nell'ultima settimana. Grazie Ermanno, torno da Anna. Qualche altra domanda sicuramente anche per i nostri ospiti, immagino, almeno che possa alimentare ulteriore discussione. Marco, tra poco noi parleremo di Trapani, sì, e Giuseppe da Catania ci anticipa scrivendo: comunque eviterei di fare tragedie, il Trapani, che a detta del suo presidente doveva vincere il campionato, ha perso 2 partite di fila e l'Avellino ha perso in casa contro il Taranto. Sì. E ancora: stiamo facendo il campionato che dovevamo fare, d'altronde la società ha dimezzato il budget, di conseguenza abbiamo questa squadra. Siamo realisti, Avellino e Benevento hanno fatto di più sul mercato ed è giusto, la classifica rispecchia la realtà dei fatti, facciamocene una ragione. Rispecchia la realtà? Concetto questa classifica? Se si considera il discorso del budget, sì, tagliato. Esatto, io infatti ho omesso una parte della domanda, cioè quella legata al budget. L'avevamo detto in premessa, inizio di trasmissione, sicuramente questa situazione non ha aiutato il Catania, non ha aiutato Toscano, ma questo non significa che le cose non si possano rimettere in piedi. Certo. Invece il bicchiere mezzo pieno, la domanda precedente, anche l'Avellino può andare in difficoltà, anche il Benevento può andare in difficoltà. Secondo me sì, fisiologicamente questi momenti brutti che sta avendo il Catania da un mese a questa parte li avranno tutti. Io ricordo Auteri in particolare con le sue squadre c'ha sempre quelle 4-5 partite dove va malissimo e addirittura riesce a perderle, sì, consecutivamente, quindi anche loro avranno i momenti negativi. Io sono molto fiducioso, secondo me nella seconda parte del campionato Catania ha grossi margini di miglioramento perché l'ha dimostrato all'inizio dell'anno, e secondo me recuperando qualche elemento importante, magari poi intervenendo sul mercato fra un mese e mezzo, sicuramente il Catania potrà fare un giorno di ritorno importante. Non so fino a che punto potrà arrivare, perché ora i punti diventano tanti e non è solo una squadra, sono tante squadre davanti al Catania. Comunque i playoff, farli in un certo modo, nella cattiva ipotesi, potrebbe essere un obiettivo del Catania. Allora, andiamo da Franco Cammarasana, perché domani invece si gioca la partita del Trapani in un momento difficile, sicuramente il momento più difficile della stagione, Franco, per il Trapani, tant'è vero che si è parlato di un allenatore. Nuovamente no, mi dicono dalla regia che non è pronto ancora Franco Cammarasana. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con il collegamento con Franco e le probabili formazioni dello Scida, fra poco.
Ultima parte della nostra preview, andiamo veloci, vi dovevamo la probabile del Trapani nella partita con la Cavese, ce la doveva dare il nostro Franco Camarasana, ma non siamo riusciti a perfezionare il collegamento con lui. Vediamo la probabile col 4-3-1-2, dicendo anche che c'è stato l'acquisto di Malomo della Triestina. Ricordate che se ne è parlato anche in ottica Catania, quest'estate, difensore. Questa è la probabile del Trapani, con Bifulco in porta, con centrocampo in cui è stato preferito, dovrebbe essere preferito Karic, e poi Bifulco alle spalle di Lescano e Udo. Andiamo invece a dare adesso la probabile del Crotone, andiamo per cui allo Scida virtualmente, partita ovviamente che si gioca fra più di 48 ore, dicevamo saranno importanti le sedute di finitura sia in casa Crotone che in casa Catania nella giornata di domani. Questo è il possibile 4-2-3-1 di Longo, con Tumminello che potrebbe giocare dall'inizio, almeno ci diceva così anche il collega da Crotone. L'altro oggetto è il desiderio del mercato del Catania di questa stagione, poi Gomez lì davanti, quest'anno ci ha fatto gol, che quest'anno già assegnato, è vero, in Coppa al Catania, con Gallo e Schirò lì davanti alla difesa. Il Catania invece con il 3-5-2 per la squadra rossazzurra, che vediamo qui, con la possibilità per Quaini di rientrare insieme a Carpani lì a centrocampo. Il rientro di Guglielmotti lo sappiamo, lì abbiamo messo Menez, ma potevamo metterci un punto interrogativo, nel senso che la domanda più grossa è chi assisterà Inglese. Non dovrebbe essere Montalto, ve lo diciamo, ma potrebbe essere anche Stoppa, per esempio, potrebbe essere anche D'Andrea, che ha recuperato dalla botta, per cui c'è la possibilità per il Catania di gestire invece quel ruolo di spalla dell'attaccante più prolifico dei rossazzurri fino ad ora. Damonis confermato in porta. Gli arbitri della partita dello Scida, per andare a concludere nell'ultima grafica, li vediamo qui. Edoardo Gianquinto di Parma, il direttore di gara, poi i due assistenti di Seregno e Aprilia, e il quarto ufficiale che è Luongo di Napoli. Questo è quanto, vi abbiamo dato un po' tutte le considerazioni. Vi ricordo ancora, partita trasmessa in diretta da Telecolor con collegamenti a partire dalle 18:30. Io credo di aver concluso. E dunque, caro Luciano, Lucio Tosto, fino alla fine te lo sei portato. Caro Lucio Tosto, buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te per l'invito. Ci ritroviamo alla prossima. Concetto, grazie veramente. Concetto Mannisi, ti sei divertito? Sì, sono divertito, dai, abbiamo fatto anche le battute. È sempre bello parlare di calcio. Di parlare di calcio è sempre divertente. Ermanno, grazie anche a te. Ci ritroviamo noi alla prossima di preview, così come attendo anche alla prossima la nostra Anna, ricordando, prima di venire da te, tengo anche sul tuo sorriso, che è certamente meglio del mio, che noi la prossima settimana non ci siamo, perché c'è la contemporaneità della partita del Catania con il Trapani. Ciao Anna! Ciao Marco, grazie, alla prossima. E allora alla prossima vi do anch'io l'appuntamento, ovviamente fra 2 settimane con preview, mentre invece vi ricordo ancora una volta dalle 18:30 domenica l'appuntamento con Crotone Catania, e poi lunedì ricominciamo con anteprima corner, con corner, per poi proiettarci alla prossima settimana. Noi ci rivediamo alla prossima, ciao!